Sentite signore, col diretto delle 9:29 è arrivato da Forlì l'ingegnere Vladimiro Zonzombetti. Zonzombetti Vladimiro si presenta, eccolo qui. Sentite signore, vengo a chiedervi ragione, come mai la mia metà da 3 mesi a questa parte è di vostra proprietà. Come siete messi in testa? Che sposarmi in società? No, no. Datemi Elisabetta, lavò, io senza Elisabetta che fo, è mia moglie, capite? La voglio, mi spetta, datemi Elisabetta, Zonzombetti e la bella Elisabetta si sposarono però, un bel di lei se ne andò. Parlerò fino a che mia moglie avrò. Sentite signore, col diretto delle 20:41 devo andare a Cefalù a cercare mia cognata Immacolata che di casa se n'è andata e non è tornata più. Sentite signore, un mio zio scultore in legno si voleva suicidare che la moglie il mese scorso è scappata con papà. Voi ci avete Elisabetta e che vogliamo combinare? No, datemi Elisabetta, lavò, io senza Elisabetta che fo, è mia moglie, capite? La voglio, mi spetta, datemi Elisabetta, Zonzombetti e la bella Elisabetta si sposarono però, un bel di lei se ne andò. Parlerò fino a che mia moglie avrò. Sentite signore, io tenevo una mucella tanto cara, ma cuccava assieme a me. S'arrubai no pezzi di carne a genovese e col gatto d'un marchese è scappata e più non c'è. Sentite signore, m'è rimasta sola la nonna, 80 anni e forse più. Poi vedete che vado a casa e manca la nonna, trovi più. Ma che so mia si è selvaggio, ma che so mia si è Zulu. No. Datemi Elisabetta, lavò, io senza Elisabetta che fo, è mia moglie, capite? La voglio, mi spetta, datemi Elisabetta, Zonzombetti e la bella Elisabetta si sposarono però, un bel di lei se ne andò. Parlerò fino a che mia moglie avrò. Elisabetta, torna con me, perché non torni Elisabetta, perché non vuoi tornare a me? Elisabetta!